Sembra un'iniziativa molto opportuna che va incontro a necessità per le persone che non possono soddisfare determinate esigenze. Penso che sia utile questa cosa perché non tutte le case sono ampie, ci sono dei buchi, come fanno a stare le persone insieme? Penso di sì. Se non ci sono altre soluzioni, insomma al limite anche quelli vanno, diciamo, può essere utile, ecco. E così i cittadini abbracciano la notizia che Mestre ha pronto il suo Covid Hotel. Si tratta dello Stay City Apart Hotel di via Can Marcello, lo rende noto la regione che ha indicato le 16 strutture identificate dalle ULSS del territorio. 3 in tutto nel Veneziano, una a Mestre nel territorio dell'ULSS 3 e 2 a Jesolo, l'Hotel Lucciola e il Residence Progresso nel territorio di competenza dell'ULSS 4, individuati in linea con quanto chiesto ai territori dal Ministero e scelti per le caratteristiche in termini di spazi e norme igieniche idonee ad ospitare i pazienti positivi che devono restare in isolamento domiciliare e non possono farlo a casa propria. Non significa che saranno necessariamente attivati, ma che lo saranno in base alle esigenze delle singole unità sanitarie.